Ottobre 2024 a Rossano Veneto sarà ricordato come uno dei mesi più agitati e turbolenti dal punto di vista politico. Prima il sindaco Marco Zonta toglie le deleghe all'assessore Morena Martini, poi si costituisce una nuova maggioranza riunita nel gruppo Patto per Rossano 2028. Ora arriva anche l'inedita e irrituale ricerca dell'assessore mancante nella giunta. Il comune lo fa tramite un avviso pubblico, forma che solitamente è utilizzata per coprire servizi o attività materiali, ma non ruoli amministrativi. Il bando è stato pubblicato il 25 ottobre e sarà aperto fino a mezzogiorno di lunedì 4. Io all'interno della giunta ho due assessori maschi e un assessore donna, e quindi il quarto assessore necessariamente dovrebbe essere donna. È la legge che prevede questa regola per i comuni sopra i 3.000 abitanti. È un po' una struttura di una legge che nasce per creare un giusto equilibrio dei generi all'interno delle amministrazioni pubbliche, che però talvolta diventa difficile da applicare, soprattutto in comuni medio-piccoli dove si fa già fatica a trovare gente disposta a impegnarsi. All'avviso di ricerca si è arrivati perché dentro la maggioranza la consigliera Paola Ganassin non ha accettato di ricoprire il ruolo di assessore. Rossano, con la piazza ancora sotto cantiere e altri interventi previsti all'asilo, rischia di non avere un referente amministrativo e politico per urbanistica e lavori pubblici. Purtroppo sono referati che solitamente, almeno nella maggior parte dei comuni, sono ricoperti da figure maschili, e questo rende ancora più difficoltoso la ricerca, anche se sinceramente, insomma, io spero e sono certo che anzi sicuramente ci saranno e ci sarebbero delle donne assolutamente capaci e preparate per questo tipo di referati. Se avanza una richiesta, noi le accoglieremo molto volentieri.